decollato da Bolzano compie un atterraggio di emergenza a Serego per un'avaria nel violento impatto con il suolo. Pilota e passeggero restano gravemente feriti, ricoverati a Vicenza al San Bortolo. Caldo intenso, poi nubifragi e forti raffiche di vento colpiti Vicentino, Bassanese e Castellana Trevigiana, in corso una trentina di interventi dei vigili del fuoco. L'ex tabaccaio Birolo sul caso del gioielliere Roggero, indignato e offeso dalla condanna al leader leghista Salvini, lo incontra in carcere a Bollate pronto a candidarlo. 2 rapinatori rintracciati nella Marca trevigiana tra Treviso e Cessalto avevano trascinato fuori dall'auto un commerciante di preziosi derubato e preso a botte, i fatti a Perugia. La obbligava a prostituirsi nonostante fosse al 5° mese di gravidanza. Quando lei si rifiutava per punizione le faceva stare in ginocchio per delle ore. Questa è la triste storia di una ventenne rumena e di suo marito, ora arrestato dopo gli scontri tra centri sociali e polizia. All'apertura del ponte votivo Venezia si prepara a vivere la notte famosissima, diretta su Antenna 3 dalle 20:10. Denunciati dalla polizia locale di Venezia 3 turisti pakistani per aver imbrattato con la vernice il ponte di Rialto, goliardia per festeggiare il compleanno di un amico. Il comune chiederà i danni. Entra nel vivo la preparazione della 47esima edizione del Palio di Feltre, presentata al Senato il ritorno della carica di Pastrengo, clou domenica 2 agosto. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura la cronaca che ci porta nel Vicentino. A Serego 2 persone sono rimaste gravemente ferite nella caduta di un piccolo aereo da turismo in aperta campagna. La pista era vicina, ma non ci sono arrivati. Un 65enne e un 52enne a bordo di un aereo da turismo Tecnam sono rimasti gravemente feriti dopo un'avaria al velivolo mentre era in transito su Serego. Partiti poco prima da Bolzano, verso le 8:30 sono stati costretti a utilizzare una vasta area agricola per un atterraggio di emergenza, riuscendo a toccare terra e andando a sbattere dentro un canale irriguo, proprio nel punto in cui si trova una spalletta di cemento. Entrambi sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, il più anziano con un trauma cranico e una frattura alla gamba destra, l'altro con frattura al costato sul fianco sinistro. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, intervenuti con 3 mezzi per estrarre non senza difficoltà pilota e passeggero e per bonificare l'area da una perdita di carburante dell'aereo. Dei rilievi delle indagini si occupano i carabinieri di Lonigo, tornati sul posto anche qualche ora dopo per ulteriori controlli sul velivolo che ora è sotto sequestro. Ho sentito le sirene, ho sentito il cane che qua di guardia che faceva un rumore della Madonna, siamo usciti, abbiamo visto l'aereo là in fondo e niente, ci siamo allarmati, abbiamo visto che sono intervenuti i vigili, sono intervenute ambulanze, più tardi sono arrivati i carabinieri. K-Quinta è un'aviosuperficie molto nota e utilizzata dagli appassionati di volo con aerei, con ultraleggeri e anche con elicotteri. Si vedono spesso velivoli in volo in pratica e stamattina purtroppo è successo un incidente, che sono cose che possono accadere in queste zone, non è il primo che accade, però speriamo che sia l'ultimo. Dopo giorni intensi di afa e caldo, il Veneto è stato interessato oggi da un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche. Temporali di calore localmente anche molto intensi hanno interessato soprattutto le aree montane e pedemontane del Vicentino e del Bassanese, estendendosi a tratti anche alla pianura con forti raffiche di vento, grandinate e rovesci di elevata intensità. A Mestre grandinata con il sole, ripresa da alcuni visitatori alla nave De Vero. La Protezione Civile ha invitato alla massima prudenza per il rischio di fenomeni improvvisi, in particolare nelle zone più esposte. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco di Treviso, qualche albero e qualche palo hanno ceduto, ma non si segnalano al momento particolari criticità. Mentre continua a far discutere la sentenza a Mario Roggero, il gioielliere di Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi, a commentarla anche Franco Birolo, ex tabaccaio che visse una situazione simile. Io ero indignato, offeso, non sapevo neanche come considerare l'obrobrietà del... Io non immaginavo proprio venisse condannato. Poi con un numero di anni inflitti come se fosse un criminale efferato, chissà con quale... non riesco a capire proprio come si vada a condannare una persona per bene che per una volta può anche aver esagerato nel suo reagire, e
condannarlo a quasi 15 anni di galera, un uomo che ha 72 anni. Questa è la reazione di Franco Birolo, l'ex tabaccaio di Cive di Correzzola nella Bassa Padovana, alla sentenza di Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver sparato ed ucciso 2 rapinatori che erano entrati nel suo negozio. Anche Birolo ha subito un processo perché anche lui ha ucciso un ladro che era entrato nella sua attività. Processo da cui è uscito innocente fino al 3° grado di giudizio. Che tu reagisci all'interno o appena fuori della tua attività entra sempre nell'episodio stesso. Quindi anche Roggero, il fatto che abbia inseguito, che abbia rincorso i ladri appena lui ha potuto, perché non poteva farlo prima, con la pistola puntata alla tempia non poteva farlo prima, quindi questi appena sono partiti per fuggire, lui si è messo appresso e ha cercato di fermarli in qualche modo. Il gioielliere intanto ha passato la sua prima notte nel carcere di Bollate nel Milanese e ha ricevuto la visita del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha riferito di averlo abbracciato anche a nome dei tanti italiani che gli hanno espresso solidarietà e di appoggiare la richiesta di grazia voluta dalla moglie di Roggero, anche se, ha ribadito, è una prerogativa del Presidente della Repubblica. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti. Poi ci sono tanti modi di scontare una pena. A 72 anni, dopo una vita di lavoro, di fatica, di sudore, di affetti e di amore, sicuramente non penso che passerà anni chiuso in un istituto carcerario. Birolo ci conferma di aver sentito Roggero poco prima che fosse emessa la sentenza, trovandolo pronto anche ad un'eventuale condanna. Lui aveva messo in preventivo anche questa ipotesi, sì. Noi tutti speravamo in una soluzione diversa. Purtroppo 15 anni sono tanti per un uomo di 72 anni, che neanch'io avrei mai immaginato. Appunto, poi il risarcimento è una cosa assurda che non sta né in cielo né in terra. Io non condivido assolutamente queste cose. Ancora la cronaca, 2 rapinatori sono stati rintracciati nelle scorse ore tra Treviso e Cessalto. Avevano trascinato fuori dall'auto un commerciante di preziosi, derubato e preso a botte. I fatti accaduti a Perugia. Una rapina violentissima, culminata in un vero e proprio pestaggio, con la vittima trascinata fuori dall'auto e colpita più volte in tutto il corpo. Attimi d'inferno per un commerciante di preziosi di Perugia, derubato di uno zainetto contenente delle fedi e alcune centinaia di euro in contanti. Era il settembre scorso nel capoluogo umbro. 10 mesi dopo gli investigatori sono arrivati nella Marca trevigiana, dove hanno trovato 2 dei 3 componenti di quella banda criminale. Il primo, un 21enne, è stato individuato a Treviso dopo una notte di ricerche che avevano coinvolto anche la città di Padova, in particolare dei moduli abitativi in Lungargine e San Lazzaro, dove tra roulotte e case mobili sono state identificate circa 20 persone. Il secondo, un 38enne, è stato invece rintracciato all'autogrill di Calstorta Nord a Cessalto. Sappiamo che il nostro tratto autostradale è un viatico verso la via dei Balcani e questo ci espone a una criminalità anche in itinere, ma questo arresto ci dà la consapevolezza che il nostro territorio è oggetto di vaglio e di attenta azione della procura e della polizia e di tutte le altre forze dell'ordine. Entrambi, sia il 21enne che il 38enne, sono stati condotti nel carcere di Santabona con la squadra mobile di Perugia, supportata dai colleghi di Verona e Padova, che hanno applicato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Un terzo complice è stato braccato a Pavia. Cruciali le immagini della videosorveglianza, i tracciati GPS e i nuovi sistemi di riconoscimento facciale. Tutti e 3 hanno alle spalle diversi precedenti. Al momento però non ci sarebbero relazioni con i colpi più recenti avvenuti nella Marca, come in gioielleria a San Giacomo di Veglia nel territorio di Vittorio Veneto e a Casale sul Sile nelle scorse settimane.
Una ventenne obbligata dal marito a prostituirsi nonostante fosse al 5° mese di gravidanza, l'uomo è stato arrestato. Picchiata, minacciata di morte, costretta a prostituirsi nonostante fosse incinta al 5° mese. È la storia di una ventenne rumena salvata a Padova dopo essersi rifugiata in un bar del quartiere Sacro Cuore. Arrestato il marito connazionale, 26enne. È successo giovedì mattina. Il gestore di un bar in zona Sacro Cuore ha chiamato il 113. Una giovane donna, visibilmente incinta, si era rifugiata nel locale dicendo di essere stata picchiata dal marito che l'aveva minacciata di morte. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Dai primi accertamenti è emerso un quadro di violenza sistematica. Il marito, un 26enne rumeno, la costringeva a prostituirsi e quella notte l'aveva aggredita perché insoddisfatto dei 150 euro guadagnati il giorno prima. Non era un episodio isolato. Negli ultimi giorni la donna aveva già rifiutato di prostituirsi, invocando l'avanzata gravidanza, e per questo era stata più volte minacciata e picchiata. Nella notte tra mercoledì e giovedì la violenza è arrivata all'apice. Costretta a restare in ginocchio per ore come punizione, la donna è riuscita a scappare solo quando il suo aguzzino si è addormentato. Gli investigatori hanno ricostruito anche un controllo psicologico costante. La giovane era isolata, senza cellulare, senza contatti con l'esterno, vietate anche le visite dal medico per paura che i sanitari notassero i lividi. Il 26enne, già indagato a 18 anni per sfruttamento della prostituzione ai danni di un'altra donna rumena, è stato rintracciato nella struttura ricettiva dove si era trasferito da pochi giorni con la moglie. Attivato il codice rosso, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e segnalato per sfruttamento della prostituzione. Ora si trova in carcere a Padova a disposizione della procura. Il questore, Marco Dorisio, ha inoltre attivato l'ufficio immigrazione per l'espulsione dell'uomo. La vittima si trova in una struttura protetta. E ora invece ci colleghiamo da Piazza San Marco con la nostra Ilaria Marchiori e l'attesissima serata dei Foghi, la famosissima, insomma. Ilaria, a te come si sta preparando Venezia, che aria si respira? Buonasera a voi, eccoci qui nello splendido scenario alle nostre spalle Palazzo Ducale. La città ovviamente si sta preparando al meglio dopo un breve acquazzone che ha anche rinfrescato un po' il clima. Ora sono tutti pronti a entrare nel vivo dei festeggiamenti che noi seguiremo in diretta a partire dalle 20:10 da ben 4 posizioni strategiche della città. Potremmo dire le migliori. Saremo in Piazza San Marco, saremo appunto a Palazzo Ducale, saremo in acqua e saremo ovviamente alla Chiesa del Redentore, quindi rimanete sempre con noi perché vi terremo costantemente informati e aggiornati, documentando i momenti di questa magica notte fino all'inizio dello spettacolo pirotecnico che inizierà alle 23:30. Come di consueto anche quest'anno gli ingressi si sono dovuti contingentare, quindi su prenotazione, come il Comune fa già da qualche anno. È entrata in vigore anche l'ordinanza del Comune che per una questione di sicurezza vieta dalle 19, quindi tra pochissimo alle 3 del mattino, la vendita di bevande somministrazione da sporto in contenitori di vetro, così vietati anche gli spray urticanti che saranno controllati nei vari varchi della sicurezza. Tantissime le forze di polizia che saranno disposte nei vari punti della città, e il ponte votivo che è stato aperto ieri sera, come abbiamo visto anche nel corso dei nostri telegiornali, è stato chiuso alle 18 fino al termine dello spettacolo pirotecnico per permettere di vivere la serata in sicurezza. Naturalmente potranno passare solamente i residenti alla Giudecca, i loro ospiti e per coloro che siano in possesso di prenotazione presso appunto i pubblici esercizi dell'isola. Insomma,
Ci sono tutti i presupposti per vivere una magica serata dei fuochi, ma sentiamo come sono andate le ultime ore tra le proteste di ieri, ma anche una splendida giornata che è stata poi l'inaugurazione del ponte votivo e anche com'è disposta la macchina della sicurezza in questo servizio. Per ora qui da Piazza San Marco restituisco la linea allo studio, ma ricordate, dalle 20:10 rimanete con noi perché saremo qui per mostrarvi tutti i momenti più belli della notte del Redentore. Sono momenti di tensione vissuti a Venezia, dove una carica della polizia è riuscita a fermare il corteo diretto verso il Boardwalk, il super yacht dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta. Momenti concitati, quelli vissuti al ponte della Veneta Marina, dove oltre 300 manifestanti, partiti dal campo San Zaccaria con lo slogan "Venezia non si usa", hanno protestato contro la presenza del magnate statunitense e le politiche americane, ma anche contro il caro casa e il turismo di lusso. Dopo aver superato il limite del percorso autorizzato, il corteo è stato bloccato dal cordone delle forze dell'ordine che proteggeva l'area di Riva Sette Martiri, dove è ormeggiato il mega yacht di 117 metri del magnate texano. Ne sono seguiti spintoni e alcune manganellate mentre i manifestanti cercavano di avanzare. 2 gli attivisti che sono stati fermati e identificati. Fortunatamente però non si registrano feriti. Gli organizzatori parlano di uno stato schierato a difesa di un miliardario, mentre la questura ribadisce che l'intervento è stato necessario per impedire l'accesso all'area interdetta. Oggi Venezia però volta pagina e lo fa per la notte più attesa dell'anno, la festa del Redentore. Quest'anno sono 450 anni dal voto del 1576, quindi il ricordo è anche a tutti i veneziani che in questi secoli hanno fatto pellegrinaggio al Redentore. Non abbiamo la peste, abbiamo qualcosa che però uccide e i corpi e le anime, e l'odio che portano dietro di sé le guerre. Quindi abbiamo bisogno di riscoprire una paternità comune che ci aiuti a chiamarci ancora fratelli, ma soprattutto a considerarci fratelli. Scatta quindi il piano organizzativo per uno degli eventi più attesi. Dalle 23:30 il tradizionale spettacolo pirotecnico Illuminare il bacino di San Marco, 40 minuti di show con 5.500 fuochi d'artificio lanciati da 25 pontoni, per un fronte di oltre 400 metri. In campo un imponente dispositivo di sicurezza con forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e personale comunale. Anche Antenna 3 con i suoi inviati seguirà in diretta dalle 20:10 la notte famosissima, per raccontare le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione. È un momento in cui anche ci riconosciamo veneziani prima di tutto e quindi scopriamo ciò che ci unisce più di quello che ci divide. In un momento in cui per ogni cosa il nostro paese, il nostro continente, il nostro mondo baruffa, ecco, questi momenti devono essere momenti di grande unità come insegnamento non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. Denunciati dalla Polizia Locale di Venezia 3 turisti di origine pakistana residenti a Milano di 20, 21 e 22 anni per aver imbrattato con vernice spray il ponte di Rialto nella notte per una goliardia, cioè per festeggiare il compleanno di un amico. A far scattare l'intervento alcune segnalazioni dei cittadini con le immagini di videosorveglianza della Smart Control Room che ha permesso agli agenti di individuare i responsabili. I 3 sono stati denunciati per danneggiamento di un bene monumentale. Il Comune annuncia inoltre le richieste di risarcimento danni e conferma la linea di tolleranza zero contro chi danneggia il patrimonio storico e il decoro della città. E invece adesso torniamo sulla cronaca, una truffa del finto maresciallo, una 23enne è stata arrestata, colpito da mussolente a Caorle. Ancora vittime le truffe del finto carabiniere, questa volta Casoni di Mussolente ai danni di madre e figlia di 60 e 26 anni. La più anziana delle due è stata raggiunta da una chiamata al telefono fisso da parte di un sedicente maresciallo che le comunicava che l'auto della figlia era stata usata per una rapina in una gioielleria di Vicenza. La donna è andata in panico, ha fornito al suo interlocutore il numero di cellulare della giovane dopo aver ammesso che si trovava in casa con lei. Detto fatto, di lì a poco è arrivata una chiamata alla figlia da un
complice che l'ha fatta allontanare dalla madre. Alla 60enne intanto veniva chiesto di recuperare tutto l'oro che aveva in casa e consegnarlo a un'addetta che sarebbe arrivata di lì a poco per accertare che non si trattasse della refurtiva della fantomatica rapina. Solo a consegna avvenuta le due si sono rese conto di essere state raggirate e hanno chiamato i carabinieri. Sempre i carabinieri è arrivata poco dopo la notifica di un incidente stradale tra due auto tra le vie Campo d'Aviazione e San Rocco a Casoni, a poca distanza dal luogo della truffa. A destare sospetto il fatto che la conducente di uno dei mezzi si era allontanata in tutta fretta abbandonando la macchina. Quando i militari sono arrivati hanno fatto 2+2, l'hanno rintracciata nella vicina via Mazzini, sono riusciti a recuperare i gioielli appena rubati e da perquisizione della stanza che la 23enne occupava a Romano De Zelino hanno trovato altri monili e 200 euro in contanti asportati a una 76enne di Caorle. Per lei sono scattate le manette per truffa pluriaggravata e si stanno cercando i due complici. Continuiamo a parlare di truffe, anziani nel mirino, di raggiri. Entra nel vivo invece la campagna di sensibilizzazione del Comune di Treviso. L'ULSS ha diramato un messaggio proprio una decina di giorni fa dicendo che c'era un tentativo di truffa ai danni degli anziani sulle tessere sanitarie, sul rinnovo della tessera sanitaria mandavano un SMS chiedendo di collegarsi ad un link, invece la tessera sanitaria viene inviata a casa. Le strategie adottate dai truffatori sono le più svariate. Per proteggersi il Comune di Treviso ha lanciato una campagna di sensibilizzazione attraverso spot televisivi in onda sulle reti media nord-est e la distribuzione del kit argento con indicazioni utili a prevenire la piaga delle truffe nel 2026 in netto aumento rispetto agli scorsi anni. Non dobbiamo stancarci di informare. Abbiamo pensato di premiare la prossimità. Gli edicolanti ci hanno subito risposto con entusiasmo, quindi abbiamo deciso di creare una tasca, questo kit, dove mettiamo una serie di volantini con informazioni utili. E abbiamo poi nel volantino declinato dei setting, quindi dalla truffa in casa a come comportarsi quando si è nei pubblici esercizi, banalmente ritirando la pensione o andando a fare bancomat, e poi anche quando si è per strada, quindi dove mettere la borsa, quando si è in bicicletta ad esempio, no? Dove mettere gli effetti personali, evitare il portafoglio nella tasca posteriore, quindi accorgimenti che magari sappiamo, però ricordandoceli facciamo un attimo di più attenzione. L'attenzione ci aiuta a prevenire i reati. Le persone le accettano volentieri considerando che sono utili per la popolazione e per loro stessi, e poi noi lo facciamo anche convinti del ruolo che rivestiamo di presidi di libertà, di pluralità e di informazione, nonché di socialità, e quindi lo facciamo ben volentieri con il Comune. 22 le edicole aderenti in città. Ad ogni acquisto in edicola sarà possibile ricevere il kit che verrà consegnato dall'edicolante contenente volantini informativi. Campagna realizzata soprattutto per le persone anziane, sempre più nel mirino dei truffatori, complici, raggiri sempre più sofisticati e subdoli. Da lunedì la diffusione del kit entrerà nel vivo. Per chi è vittima di truffa, invece, il Comune di Treviso mette a disposizione uno spazio di ascolto. Alcuni anni noi ospitiamo questo sportello con professionisti, ci sono psicologi, ci sono avvocati che possono assistere chi è stato vittima di reato, dai reati più importanti a quelli che ci sembrano meno importanti, che però invece portano le persone all'isolamento. È uno sportello gratuito, si fissa appuntamento e gli operatori accolgono, orientano, ascoltano, e quindi si cerca di riportare le persone alla socialità, perché fidarsi è bene ma in sicurezza. Si è chiusa con successo la terza edizione di Ecovisioni, trasmissione curata da Andrea Ferrazzi su Antenna 3, sostenibilità, clima, energia, territori. Senza dubbio è stato l'anno di Trump. Ecovisioni torna dopo l'estate. È stato davvero un bel viaggio, e quindi grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, a tutte coloro che ci hanno seguito in questi ormai 3 anni, in quest'anno in particolare. 99 puntate in 3 anni sono una tappa importante. Un viaggio attraverso i temi della sostenibilità, le sfide del presente e quelle del futuro. Si chiude con successo la terza edizione di Ecovisioni, la rubrica del venerdì di Antenna 3 curata da Andrea Ferrazzi.
Guerre, crisi energetica, esplosione dei costi, cambiamento climatico e territori, fenomeni globali e ripercussioni locali, con una variabile geopolitica su tutte, inevitabile guardare alla Casa Bianca. È stato un anno di Trump con tutte le conseguenze che questo sta avendo nell'equilibrio del mondo e nei nostri territori. Pensiamo ai dazi quanto stanno pesando l'economia e i posti di lavoro anche del Veneto, pensiamo alle guerre scatenate nel mondo, pensiamo a quello che sta avvenendo a Hormuz, dove 30 chilometri di blocco su appunto 30 chilometri di mare, di braccio di mare, stanno mettendo in ginocchio le nostre famiglie, con le bollette che schizzano, le benzine fuori controllo. Abbiamo analizzato le questioni del mondo e dei territori, spesso abbiamo anche anticipato quello che stava per avvenire e che quindi le cose che poi si leggevano nei giornali o si sentivano nella televisione settimane o mesi dopo. Abbiamo cercato di farlo in maniera pragmatica, ma ideologica. Forma e sostanza che sono diventate anche un libro di successo, le parole della sostenibilità, avventura editoriale supportata dal gruppo Media Nord-Est, uno stile che non cambierà anche in vista della quarta edizione, sempre con ospiti di primo piano. Torneremo subito dopo la pausa estiva, quindi in autunno, torneremo con la 100ª puntata, con la speranza di poter avere un mondo migliore. Noi con Archeovisioni cerchiamo di fare il nostro per poter diffondere insomma, un messaggio di costruzione di pace anche nei nostri territori. Ed entra nel vivo la preparazione della 47esima edizione del Palio di Feltre. La corsa dei cavalli a Pra del Moro sarà l'evento clou che Antenna 3 seguirà anche in diretta per voi. Palio di Feltre, 47esima edizione, è stata la sala dell'Istituto di Santa Maria di Aquiro del Senato della Repubblica, che ha dato il proprio patrocinio alla manifestazione, ad ospitarne a Roma la presentazione a livello nazionale. A volere per il palio questo ampio respiro, da bellunese, è stato il presidente della Commissione Turismo, Agricoltura e Industria del Senato. È importante il patrocinio che proprio il Senato ha voluto dare, simbolo patrocinio e le medaglie poi da dare ai volontari quest'anno, proprio perché il palio ha voluto mettere assieme passione e comunità e quindi ringraziare i tanti volontari. Per me è un onore accogliere qua una cosa così caratteristica ma così importante che è appunto identità, passione e comunità. È ormai quasi mezzo secolo che il palio affascina il pubblico che si affolla soprattutto in Pra del Moro, una manifestazione di notevole impatto turistico per tutto il territorio, resa possibile proprio e solo dal grande numero di volontari che vi si dedicano in ogni sua necessità. È un'emozione, ma direi soprattutto un onore per noi, ma per tutti i volontari, il cui lavoro è fondamentale nella realizzazione di questa che è la principale manifestazione non solo di Feltre ma di tutto il territorio, anche per la pregnanza a livello sociale e comunitario. Quest'anno il programma dell'evento è davvero di rilievo nazionale e internazionale per le tante partecipazioni, dal pista del drappo Marinella Senatore alla comunità locale che ha dato prova di sé in varie modalità, fino alla presenza di nuovo del 4° reggimento a cavallo dei Carabinieri, che onorano appunto la forza di una comunità, la passione che esprime una comunità, quella di Feltre, del Feltrino, della provincia di Belluno. E dopo il Senato della Repubblica sarà la volta della Regione Veneto. Una seconda presentazione del palio è infatti prevista per la prossima settimana a Palazzo Balbi. La manifestazione avrà inizio sabato 26 luglio con una presentazione cittadina in Piazza Maggiore, per concludersi domenica 2 agosto con la tradizionale e spettacolare corsa dei cavalli in Pra del Moro, che anche quest'anno sarà trasmessa in diretta da Antenna 3 Nord-Est. Si chiude così l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Il meteo come sempre dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.